Allarme e siccità da nord a sud, scattano le prime ordinanze per evitare di sprecare acqua potabile. I comuni recepiscono, sulla base dell'ordinanza del 3 maggio emanata dalla Regione del Veneto, le raccomandazioni dei gestori di acquedotti e sono invitati a limitare il consumo di acqua ai soli scopi igienici e domestici. Il divieto tipo per lavaggio di cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, riempimento di vasche da giardino, fontane, ornamentali, innaffiare orti e giardini, e ovviamente sono esclusi da questa ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana, il verde pubblico ovviamente e l'utilizzo, zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate. L'ordinanza firmata da Montebelluna, primo comune nella Marca, prevede l'applicazione di sanzioni, multe dai 25 ai 500 euro. Ricordo a tutti che tutto questo serve per far sì che insomma non ci dovessimo trovare in difficoltà con l'acqua potabile, per cui insomma è un segnale. A Treviso, dove nei canali confluiscono le acque reflue, il timore è che la siccità possa compromettere anche la salubrità dell'aria. C'è un tavolo aperto che varierà quelli che sono gli apporti di acqua a Treviso per garantire che i canali abbiano acqua costante. Ci vorrà qualche anno per realizzare tutta la rete fognaria, ma sicuramente quella sarà la direzione. Altri comuni per il momento si sono limitati a coinvolgere la popolazione con avvisi e indicazioni di comportamento. Occhi puntati dunque sulla gestione dell'acqua, ma non solo da parte dei privati. Duro l'attacco di oggi del segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, contro la Regione, accusata di mancanza di programmazione. Se ogni anno, dice Martella, in modo crescente si ripete questo copione, significa che un vuoto di intervento esiste. La Regione ha il compito di tutelare il territorio e non è concepibile che puntualmente la risposta all'emergenza sia quella di rifugiarsi all'ombra dello Stato. Parla di gestione improvvisata Martella, rilanciando su piani di irrigazione con tecniche innovative e sulla creazione di nuovi invasi.